Abbiamo già fatto il processo di tampone a tutti chiaramente i conviventi e lo stretto giro dei 2 ragazzi che provengono del campo di mini rugby. In questo ovviamente sono asintomatici tutti e 2 e anche i loro contatti per fortuna sono negativi. I 2 casi di variante Delta nella Marca legati al campus di mini rugby ad Isola Verde non hanno al momento generato altri contagi, ma all'ULSS 2 l'allerta è alta per individuare immediatamente eventuali altri casi e circoscrivere i focolai. Sotto la lente di ingrandimento i centri estivi. Noi chiederemo ovviamente la possibilità ai centri estivi, agli educatori ma ai genitori essendo minori, di poter come ULSS afferire i centri estivi e fare anche là dei tamponi a campione per vedere se per caso ci sia il rischio ovviamente della variante Delta. L'indicazione regionale è quella di incrementare il numero di tamponi e sequenziare quelli positivi. Nella Marca se ne faranno dai 4.500 ai 5.000 al giorno, nei Vax Point, nei luoghi di aggregazione come le sagre o dove si pratica attività sportiva, ma a breve l'ULSS 2 intende partire con lo screening anche nelle aziende. Dovrò sentirmi anche con le categorie, quindi vuol dire industriali, vuol dire coltivatori diretti, vuol dire artigiani, vuol dire commercianti, per entrare anche nei luoghi di lavoro. Al momento la circolazione del virus nel Trevigiano è bassa, 3 positivi ogni 100.000 abitanti, ma la preoccupazione per la variante Delta c'è, soprattutto per gli over 60 non ancora vaccinati. Mandiamo a tutti gli over 60 una lettera, chiaramente non vaccinati, che sono oltre 11.000, una lettera dove chiediamo loro di poter afferire a tutti i centri vaccinali liberamente, quando vogliono, a qualsiasi ora, pur di farsi il vaccino, in modo tale da proteggersi, perché è fondamentale proteggersi da questa variante.